Radio 3 Scienza. Buongiorno da Rossella Panarese, a darvi il benvenuto a tutto il gruppo di Radio 3 Scienza, Mauro Tonini, Costanza Confessore, Paolo Conte, Roberta Fulci. Oggi è una puntata dedicata interamente ad uno dei principali protagonisti della scienza del 2013, anzi in particolare dello spazio. È partito dal Kazakistan il 29 maggio, è tornato a terra l'11 novembre, la settimana scorsa, sempre a bordo della piccola capsula russa Soyuz. La sua missione si chiamava volare e ha passato 5 mesi e mezzo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. È diventato uno scienziato e un uomo molto popolare e molto amato non solo dagli italiani, molto amato anche per la sua intensa ed efficace comunicazione, soprattutto sui social e su Twitter. Ha 37 anni, è siciliano, è nato a Paternò, provincia di Catania, vive negli Stati Uniti con sua moglie Katie e le sue 2 bambine e a proposito in un tweet dice che anche Max è stato felice di riaverla a casa. Luca Parmitano, chi è Max? Innanzitutto buongiorno a tutti, agli ascoltatori. Max è uno dei miei due cani. Abbiamo con noi da 10 anni, li abbiamo trovati in Puglia, abbiamo trovati per strada, mia moglie in Puglia quando facevo il pilota militare nella base di Amendola, e li abbiamo accolti nella nostra famiglia 10 anni fa e hanno viaggiato con noi per il mondo. Io scherzo sempre dicendo che i miei cani hanno viaggiato più del 95% della popolazione terrestre, hanno vissuto in Italia, in Francia, in Germania e adesso negli Stati Uniti. Ecco, magari poi riuscire a portarli anche con sé nello spazio. Innanzitutto, Parmitano, anche noi siamo molto felici come Max di riaverla a casa, grati di averla al telefono con noi. Intanto, Luca Parmitano, come sta? Sto benissimo. Questo è un po' una sorpresa, ma anche qualcosa che mi irrita, perché è una delle incognite che non si possono, non è possibile prevedere assolutamente nulla fino a fare veramente l'esperienza di un rientro dallo spazio dopo una missione di lunga durata. Ognuno di noi, ogni individuo reagisce in maniera assolutamente unica, per cui io sono uno dei fortunati. Veramente sembra che non abbia risentito in alcun modo della lunga permanenza in microgravità. Ecco, Luca Parmitano si trova a Houston, dove è arrivato subito dopo essere atterrato in Kazakistan, e prima di tornare a parlare appunto di che cosa significa tornare a terra dopo una lunga permanenza nello spazio, naturalmente dove si vive senza gravità, com'è atterrare con la Soyuz che arriva a terra, l'abbiamo visto nei video, attaccata a un paracadute? Si può definire un soft landing, un atterraggio morbido? Proprio uno soft landing non direi. Io credo che la migliore definizione che abbia mai sentito in assoluto sia quella data dal mio collega Paolo Nespoli qualche anno fa, e che ancora è imbattuta come qualità di descrizione. Paolo disse che la sensazione è quella di trovarsi in una 500 e di essere tamponati da un tir. Secondo me proprio la fase finale dell'atterraggio è veramente simile a questo paragone. Ecco, sempre a proposito di Paolo Nespoli, che appunto è stato anche lui nella Stazione Spaziale Internazionale, è l'astronauta italiano che l'ha preceduta. Ecco, a proposito del viaggio di ritorno, sempre a bordo della Soyuz dalla stazione, nella piccola e un po' claustrofobica capsula Soyuz, c'è un momento in cui tornate a sentire la gravità. Ecco, Paolo Nespoli in un video della NASA parla di un very very strong feeling. Cosa si prova? È veramente una sensazione straordinaria. Inizialmente la gravità, la sensazione di gravità, le accelerazioni, in realtà si tratta di una decelerazione in cui la capsula passa da circa 8.000 km al secondo intorno ai 300-400 km al secondo, quindi una forte decelerazione. Inizia in maniera molto lenta e a poco aumenta, quindi noi abbiamo un sensore di accelerazione che ci dice più o meno a che accelerazioni siamo sottoposti, quindi in termini di G l'accelerazione terrestre noi leggiamo sui nostri schermi 0,1, 0,2 e così via. Inizialmente anche un'accelerazione bassissima come il decimo o 2 decimi di G sembrano estremamente pesanti, li sentiamo sul petto, li sentiamo sulle spalle, sulle braccia. In quei momenti il mio comandante siamo impegnati nella lettura della strumentazione per verificare che tutto stia procedendo in maniera integra. Quindi sollevare le braccia per schiacciare i pulsanti dello schermo per cambiare i formati è veramente pesantissimo, anche con accelerazioni molto molto piccole.
Poi questa accelerazione cresce, aumenta fino a diventare un'accelerazione di 1G, poi supera l'accelerazione terrestre per diventare 2-3 volte quella terrestre. Il nostro picco è stato intorno ai 5G, quindi in quel picco di accelerazione il mio petto era schiacciato da una forza che era 5 volte superiore a quella che si sente normalmente a terra. Ma dopo 6 mesi questa forza sembrava ancora più grande, le mie braccia le sentivo pesantissime, il collo, anche respirare è diventato difficile, per cui io con il comandante ci siamo tenuti impegnati nel leggere i parametri per confermare l'uno con l'altro che tutto procedeva in maniera normale, ma era sicuramente molto molto duro, ecco, anche un fatto semplice come respirare. Dopodiché quando questa accelerazione così forte è diminuita, si è aperto il paracadute, che anche l'apertura del paracadute è un'esperienza a sé stante della discesa. Ecco, poi a 1G, quindi sottoposti all'accelerazione terrestre, anche lì mi sono reso conto che il mio corpo, sentivo ogni chilo del mio corpo, che per 6 mesi avevo abbandonato, ogni chilo del mio corpo sembrava pesare in maniera indipendente, per cui le mie braccia, le mie gambe, il mio petto, la mia testa, il collo, tutto aveva adesso nuovamente il suo peso. E anche una volta atterrati mi sono reso conto di quanto peso ci portiamo addosso ogni giorno, quanto sforzo fa il nostro organismo semplicemente per anche un semplice fatto come deambulare. E io ho preso 80 kg e quindi il mio organismo ogni giorno porta questi 80 kg, qualcosa di cui ci si rende conto soltanto dopo aver fatto un'esperienza come la mia. Ecco, devo dire che ogni volta che si apre la capsula e vengono fuori, appunto, escono dalla capsula Soyuz gli astronauti di ritorno dalla stazione spaziale, insomma si vede dal loro volto un po' di stanchezza e di fatica, no? Di sofferenza. Lei, devo dire, molto meno, nelle foto appare molto meno sofferente, come diceva, è stato molto fortunato nel non sentire anche questo peso, questa fatica dell'essere stato così a lungo senza gravità. Ma adesso che è a Houston, cosa vuol dire un periodo di riabilitazione? Che cosa dovete reimparare a fare? Ci sono alcuni aspetti ancora una volta ognuno veramente reagisce in maniera individuale sia il periodo in orbita che al periodo di rientro. Una delle cose che io ho dovuto reimparare, ad esempio, è il senso dell'equilibrio. Quando noi siamo in orbita, il nostro organismo impara, il nostro cervello in particolare, impara a ignorare i segnali che provengono dall'orecchio interno. Quindi noi nell'orecchio interno abbiamo 3 canali semicircolari che utilizzano le accelerazioni per darci il senso di accelerazione angolare, quindi il fatto che noi stiamo muovendo la testa da una parte o dall'altra, oppure che ci stiamo alzando o che ci stiamo abbassando. Questi canali semicircolari diventano assolutamente inutili in orbita, anzi hanno un aspetto negativo, che è quello di confondere il nostro cervello, che non sa come interpretare i segnali. È quello che scatena normalmente in chi soffre di kinetosi quella sensazione di malessere durante un volo aereo oppure in barca, per chi soffre di mal di mare. Ecco, il cervello semplicemente impara ad ignorare i segnali provenienti da questi sensori delle accelerazioni angolari e non li utilizza altri strumenti, utilizza gli occhi, utilizza i propri settori del corpo per capire come siamo orientati e dove siamo. Una volta tornati a terra, il cervello deve imparare nuovamente a utilizzare questi sensori, perché il senso dell'equilibrio è completamente falsato, il senso delle accelerazioni, della rapidità con cui ci muoviamo. Quindi uno dei primi test che mi hanno fatto fare, appunto, una volta atterrato, è stato quello di provare a camminare in una linea dritta con gli occhi aperti e con gli occhi chiusi, ed è stato veramente difficile. Un esercizio semplice come questo è stato veramente difficile poterlo fare. Luca Parmitano, una domanda forse un po' sciocca. In alcuni video che la NASA ha messo in rete anche per raccontare, no, il viaggio di ritorno dalla stazione spaziale sempre nella capsula Soyuz, intanto si vede dentro questa piccola capsula che lei a maggio, quando è stato nostro ospite, ha detto sembra quasi una cabina del telefono, no? Per grandezza e per spazio, si vede un sacco di imbottiture. Cioè, si vede dietro di voi tante imbottiture e poi voi astronauti sempre con un sacco di fogli in mano, di manuali quasi. E cos'è la rivincita della carta nell'era digitale? A cosa servono tutti quei fogli? Non è una domanda sciocca assolutamente, anzi io dico sempre che non esistono domande sciocche. Allora, quelle che sembrano imbottiture nella capsula in realtà sono tutti materiali di emergenza, quindi tutto lo spazio, il volume
il volume della Soyuz è piccolo e quindi è utilizzato in maniera ottimale, per cui tutti intorno a noi abbiamo dei costumi di emergenza in caso di atterraggio non programmato, in caso di atterraggio balistico, quindi con la necessità di fare un periodo di sopravvivenza fino a 3 giorni prima di essere recuperati. Quindi tutto questo materiale, cibo, vestiario, acqua, fiammiferi, tutto quello che può essere utilizzato durante il periodo di sopravvivenza è installato in questi contenitori soffici tutti intorno a noi, che sembrano riempire la capsula e di fatto prendono molto, molto volume. Quindi questa è la risposta della prima parte. Per quanto riguarda questi fogli che abbiamo in mano, quelli sono le nostre procedure, sono i nostri manuali. Non è sorprendente scoprire che questi manuali, che in inglese si chiamano checklist, ma è un termine utilizzato moltissimo anche in Italia, sono cartacei perché noi dobbiamo essere in grado di poterne avere accesso sempre, anche in caso di un malfunzionamento, quindi se uno degli schermi dovesse andare in avaria, magari uno resta funzionante e l'altro va in avaria, entrambi, il comandante e il copilota, devono essere in grado di poter seguire le procedure e di poter, soprattutto quelle di emergenza, che devono essere utilizzate in qualsiasi momento. Ecco perché tutte le checklist in realtà, sia quelle delle Soyuz ma anche quelle degli aerei, sono sempre anche in formato cartaceo. Una piccola rivincita della carta in questo periodo digitale. Luca Parmitano, lei ricorda che cosa ha provato appena invece si è aperto il boccaporto, non so se posso chiamarlo così, della Soyuz, quando avete fatto l'attracco alla stazione spaziale, quindi lei è entrato nella stazione spaziale. Ricorda il suo primo pensiero? Il mio primo pensiero adesso è un po' difficile, ma descriverlo in maniera esatta, perché veramente il mio cervello era affollato da sensazioni ed emozioni. Ma io ho visto i video e quando torno indietro a quel momento ero estremamente felice, ero contentissimo perché era il primo passo nel compimento di un sogno, quello di portare avanti una missione spaziale. Ero contento di star bene, di non avere effetti collaterali dovuti alla microgravità, ed ero contentissimo di rivedere i miei amici che erano lì a bordo della stazione, che non vedevo da quasi 6 mesi, in particolare Chris e Sasha, che erano lì a bordo. Una delle prime cose che ho visto è stato proprio Chris, che come molti hanno visto si era rasato i capelli per farmi una sorpresa e avere un look più simile al mio. Ecco, qui eravate proprio fratelli nello spazio. Luca Parmitano, ascoltiamo insieme una delle tante comunicazioni che lei ha avuto proprio da lassù, dalla Stazione Spaziale Internazionale. Vediamo con chi. Io volevo dirle quanto siamo orgogliosi di lei, di vedere quella bandiera dietro di lei, per noi è veramente un grandissimo titolo di orgoglio nazionale. Presidente, io vorrei ringraziarla innanzitutto di aver preso del tempo per parlare con me oggi. Per me è un piacere invitarla a bordo della stazione. In realtà sono io ad essere orgoglioso dell'Italia e di un sistema che mi ha permesso di arrivare oggi sulla stazione e di effettuare le attività che ho fatto fino adesso. E in un momento in cui storicamente sembra che lo sport internazionale sia di parlare solo dell'Italia, a me piace poter pensare che c'è un'Italia giovane che va avanti, continua a dare il suo meglio e che ancora è in grado di dare una buona impressione al mondo e al resto del mondo. Il messaggio che lei ci dà è bellissimo, viene dallo spazio, io spero che messaggi simili vengano anche dalla Terra, dal nostro Paese. E le chiedo, mi farebbe molto piacere sapere qualcosa di più su cosa vuol dire quello che lei sta facendo, sia dal punto di vista delle emozioni, delle sensazioni, come ha visto dall'alto la nostra terra, il nostro mar Mediterraneo, e quali sono le sensazioni che lei ha provato uscendo fuori. Penso che sia un'esperienza indimenticabile, unica. Mi fa molto piacere sentire da lei quali sono le sensazioni che lei ha sentito. Rispondo innanzitutto alla prima domanda, com'è vedere la nostra terra dallo spazio. Una delle cose più belle è che la nostra terra è inconfondibile ed è uno dei luoghi che più attraggono l'occhio e che più facilmente sono identificabili. La forma snella dell'Italia, dello stivale, con le nostre isole bellissime, è una meraviglia da vedere nel Mediterraneo, che risplende di un blu profondissimo. E vista da qua sopra, la cosa di cui mi sono reso conto è che innanzitutto
non esistono veramente confini né esterni, quindi tra l'Italia e gli altri paesi, ma soprattutto non esistono confini interni. Da qui non esiste un nord, un sud, un centro. Esiste un'Italia che geograficamente è tutto un continuum. E questo è qualcosa che mi piacerebbe poter passare a chi oggi in Italia pensa ancora a divisioni che sono veramente passate. È una terra bellissima, è una terra che ancora mi fa sognare e che mi manca moltissimo da quando vivo all'estero. Luca Parmitano, è bellissima questa descrizione della sua terra, della nostra terra, dallo spazio non ci sono confini, quindi non abbiamo resistito a mandarla in onda. Lei qui dialogava, anzi era intervistato dal Presidente del Consiglio, Enrico Letta, e subito dopo questo pezzo che abbiamo sentito, lei prende, poi lì anche il microfono, no? Diciamo, non ha gravità, quindi sta lì che fluttua davanti a lei, prende il casco che lei ha messo nelle 2 uscite extraveicolari, le 2 passeggiate come si chiamano di solito, e dice: questo casco mi ha salvato la vita, perché questa conversazione con Letta lei l'ha avuta pochi giorni dopo la seconda uscita fuori dalla stazione spaziale, dopo quel 16 luglio che è stata un'uscita bruscamente interrotta. Forse noi qui da terra, dalle prime notizie, non ci siamo subito resi conto di quanto difficile è stato quel momento. Ce lo vuole raccontare lei cosa è successo? Mi coglie abbastanza preparato, perché proprio ieri ho parlato con la commissione che investiga questo avvenimento che è avvenuto il 16 luglio, la commissione della NASA, che si sta occupando di mettere veramente tutti i puntini sulle i per comprendere fino in fondo cosa è successo, cosa ha potuto fare di meglio e cosa dobbiamo fare in futuro per prevenire un altro simile incidente. In quel momento ho cercato di descriverlo in un blog che ho scritto mentre ero lì nello spazio, ma è veramente difficile passare il messaggio con le parole adatte, perché in quel momento, quando mi sono reso conto che l'uscita extraveicolare era terminata e che bisognava rientrare dentro, sono successe tante cose molto velocemente. In particolare il momento sicuramente peggiore è stato quello in cui, dopo essermi separato dal collega Chris Cassidy, ero più o meno a metà strada dal luogo in cui stavo lavorando per rientrare alla camera stagna, come si chiama l'airlock, e lì è tramontato il sole e contemporaneamente l'acqua che stava invadendo il casco mi è arrivata sopra il naso, impedendomi di respirare col naso. Quindi quello è stato il momento peggiore, perché anche provando a comunicare con Chris e con la Terra che stavo avendo un problema, non ho ricevuto risposta, perché in quel momento le comunicazioni erano interrotte, proprio dovute all'avaria causata dall'acqua. Quello è stato il momento diciamo decisivo, perché lì potevo fare 2 scelte: o quello di aspettare che Chris venisse a recuperarmi, cosa che però avrebbe pregiudicato notevolmente la possibilità di sopravvivenza, perché non sappiamo che l'acqua continuava a fuoriuscire, sappiamo che il flusso era abbastanza, non sappiamo quanto tempo ci avrebbe messo Chris a rendersi conto che non ero all'airlock e che ero ancora a metà strada, e comunque era di notte, quindi avrebbe dovuto anche trovarmi. In quel momento invece ho deciso di utilizzare tutte le risorse possibili per rientrare nell'airlock, nonostante il flusso di acqua agli occhi, sopra gli occhi e con le orecchie, insomma, questo isolamento forzato. Ho deciso di continuare a cercare la strada, nonostante avessi grossi problemi di visione, perché con questa film, questa superficie di acqua davanti agli occhi e la notte spaziale, veramente non riuscivo a vedere quasi niente. Per cui è stato con moltissimo sollievo che poi sono riuscito a trovare l'ingresso, il portellone d'ingresso alla camera stagna e poi poter rientrare. Tra l'altro la fortuna ha voluto che quando sono arrivato più o meno nella postazione di rientro nella camera stagna ho riacquisito almeno le comunicazioni in ingresso. Non riuscivo io a parlare con Ground e con Houston, ma riuscivo a sentire le loro comunicazioni, per cui questo comunque mi ha aiutato nel seguire le procedure e sentirmi più a mio agio. Ecco, ma Luca Parmitano, si è capito da dove veniva quell'acqua? Perché all'inizio sono state fatte varie ipotesi, che fosse l'acqua potabile che avete nella tuta, o che fosse addirittura il sudore che lei ha escluso subito. Si è capito qual era il problema? La Commissione non ha ancora chiuso l'inchiesta, quindi non posso certamente dire che la soluzione è stata trovata, però diciamo che abbiamo un buon, veramente un sospetto che mi sembra sotto tutti gli aspetti colpevole,
e sappiamo che si trattava di liquido di raffreddamento che è stato pompato in qualche modo all'interno del circuito di ventilazione. Ecco, lei ha scritto nel blog, come diceva prima, un mese dopo, come mai ha avuto bisogno di pensarci molto o perché non aveva il tempo, perché ha voluto essere, come dire, certo delle cose di raccontare? Perché è uscito il 20 agosto il suo post su quello che le era successo, tra l'altro è scritto molto bene, complimenti anche alla sua penna. La ringrazio. In realtà io il blog quello l'ho scritto subito, praticamente 3 o 4 giorni dopo l'evento. L'ho scritto subito e poi l'ho tenuto con me per essere sicuro che fosse quello che volevo scrivere, per essere sicuro che quello che volevo raccontare fosse anche adatto al pubblico generale, che non fosse troppo tecnico. Dopodiché l'ho inviato a terra per farlo tradurre. Io di a bordo avevo il tempo di scriverlo soltanto in una lingua e poi per pubblicarlo in due lingue e poi in 3 lingue, anche in spagnolo, e avevo a terra degli amici che si occupavano della traduzione. Che l'hanno aiutata. Quindi, ecco, c'è una chiusa sì. in questo post che insomma è davvero molto, molto bella. Lei scrive: lo spazio è una frontiera dura e inospitale in cui noi siamo ancora degli esploratori e non dei coloni. La bravura dei nostri ingegneri e la tecnologia che abbiamo a disposizione fa sembrare semplici cose che non lo sono. A volte lo dimentichiamo, ma forse non dobbiamo dimenticarlo, dice lei. Quanto si è sentito solo? Ha avuto paura? Naturalmente queste sono le domande che ci vengono in mente. È riuscito ad essere freddo, molto, molto capace di risolvere un problema di emergenza. Qual è stata la sensazione ricordando? Ma, onestamente io ho scritto un blog anche sulla paura, proprio perché questa domanda mi è stata posta moltissime volte. La paura è una sensazione, è un insieme di sensazioni assolutamente umane, e non bisogna assolutamente vergognarsi di dire di aver paura, di aver avuto paura. Io dico sempre che solo gli stolti dicono di non aver mai avuto paura e comunque stanno mentendo. La paura è qualcosa che è un meccanismo che l'evoluzione ha raffinato nell'uomo per salvarci la vita, per permetterci di funzionare meglio. Quindi il trucco, comunque l'addestramento ci permette di utilizzare quegli stimoli che vengono dalla paura, quindi il battito cardiaco che aumenta, l'adrenalina che comincia a pompare nel nostro sangue, la capacità il tempo che sembra rallentare e ci permette di avere più coscienza di quello che succede attorno. L'addestramento ci permette di utilizzare tutti questi stimoli a nostro vantaggio per risolvere la situazione, per utilizzare al meglio le nostre capacità e chiaramente di non incorrere nel rischio opposto, che è quello di trasformare la paura in panico, che è quello che invece ci blocca, che non ci permette più di funzionare. Ecco, sicuramente tutto il mio addestramento ricevuto negli anni trascorsi da pilota militare, pilota caccia e poi pilota sperimentatore, questo addestramento ha chiaramente raffinato la mia capacità di pensare a mente fredda e soprattutto io come personalità sono un problem solver, cioè quasi mai mi focalizzo sul problema, ma cerco di pensare sempre alla soluzione, per cui anche in quel caso, dopo aver capito che almeno in quel frangente ero da solo, il mio primo passo è stato cosa devo fare adesso, quale sarà il prossimo passo, qual è la prossima mossa che devo fare per risolvere il problema. E così è stato. Mi permette anche di deviare l'attenzione da qualcosa che è preoccupante a qualcosa che invece è positivo, quindi cercare appunto la soluzione. Ecco, Luca Parmitano, invece adesso noi deviamo su qualcosa di molto più leggero e le faccio ascoltare una cosa, non so se lei l'ha ascoltata, probabilmente sì, ma comunque la riascoltiamo insieme. Ma Giova, è tornato sulla Terra Luca Parmitano, l'astronauta, sai, dopo 6 mesi nello spazio. Appena è arrivato, la prima cosa che ha fatto è stato leggere i giornali italiani. È l'unico astronauta al mondo che Houston, abbiamo un problema, l'ha detto dopo che è tornato a casa. Poi ha visto la partita Nocerina-Salernitana e ha anche chiesto: scusate Houston, quando riparte il prossimo? Povero Parmitano, perché prima andrà in America per riadattarsi alla gravità terrestre, poi tornerà in Sicilia dove non si adatterà mai alla gravità italiana. Però dallo spazio
Ha fatto un sacco di foto, sì, perché l'Italia si vede benissimo da lassù. Si vedono due cose lassù, dallo spazio. Si vede la grande muraglia cinese e la grande merdaglia italiana. E sono bellissime e tu le puoi fotografare. Maurizio Crozza, in una delle aperture del programma di Rai 3 Ballarò, l'aveva visto Luca Parmitano, sì? Ebbene sì, l'avevo visto perché una volta rientrato a casa mia ho ricevuto tantissime mail, tanti messaggi che ne parlavano, che facevano riferimento a questo intervento di Maurizio Crozza. L'ha fatta un po' ridere? Ma sì, bisogna prendere tutto con la giusta dose e con il giusto senso di umorismo. Poi quando mi hanno parlato anche di altri artisti, qualcuno che ha fatto un'imitazione, una mia imitazione, chi ha voluto prendere in giro. Ma queste non sono tutte cose che non solo mi fanno sorridere, ma anche mi fanno piacere. Beh, comunque è un segno di popolarità, no? Ecco, di popolarità e anche di apprezzamento. Abbiamo pochissimi minuti, Luca Parmitano, mannaggia, perché tante domande anche dagli ascoltatori. Allora velocemente gliene faccio due, vediamo se riusciamo. Intanto ha visto Gravity lei, vero? Sì, il film Gravity. Ecco, cosa ne pensa? Adesso Nature, la rivista Nature oggi fa un editoriale di grande apprezzamento, dice insomma che è importante trovare il modo di raccontare la scienza che coinvolga le persone, insomma. Lei cosa ne pensa? Le è piaciuto? Ci si è ritrovato? Sì, mi è piaciuto come film di intrattenimento, insomma. Chi va a vedere un film come Gravity non va per un aspetto documentaristico, assolutamente. Non ha quello stesso principio di un film come Apollo 13, ma è un film ben fatto, la fisica spaziale non viene violata, e io sono d'accordo con chi ha scritto quell'articolo che è bene poter avvicinare il grande pubblico a una grande avventura come quella spaziale, e ben vengano film come Gravity che portano l'attenzione a questi spunti. Luca Parmitano, al volo, tra le tante domande arrivate ce n'è una che mi ha divertito, di Filiberto, che intanto la chiama cosmonauta perché essendo partito dal Kazakistan, forse è corretto, non lo so. Perché, dice Filiberto, non ho potuto scorgere nelle foto, nei video, né muffe né alghe sulla superficie della stazione spaziale? Perché siamo attentissimi, siamo molto attenti a fare in modo che non ci siano nessun tipo di crescita batterica sulla stazione. Qualsiasi tipo di muffa o di alga genererebbe poi una parte tossica aerea che potrebbe essere respirata. È una delle cose a cui siamo più attenti. Quindi noi puliamo regolarmente quando parliamo delle pulizie del sabato mattina non siamo lì con la ramazza e la paletta, ma siamo attenti a pulire tutte le superfici con delle salviette bagnate con antibatterici e disinfettanti, proprio per evitare questo tipo di problemi. Ecco, Luca Parmitano, lo fa un augurio alla stazione spaziale che proprio qualche giorno fa ha compiuto 15 anni? Assolutamente, proprio ieri ho scritto qualcosa sulla mia pagina nei social media dicendo che è un'avventura che è iniziata 15 anni fa e che ancora oggi continua a essere un'incredibile impresa umana. È veramente stato incredibile, sarà un incredibile privilegio prendere parte ancora a questa fantastica avventura dell'astronave più grande e più bella della storia della Terra. Lei ci tornerà a volare, naturalmente. Ma certamente, ho 37 anni, è un po' presto per andare in pensione. Luca Parmitano, grazie molte per essere stato con noi, buona continuazione di riabilitazione e buon rientro a terra e buon ricomincio per le sue avventure nello spazio. Ci saluti la sua famiglia, ci saluti anche Max e l'altro cane che l'accompagna. Grazie. Grazie a voi, grazie all'attenzione e dell'interesse, a presto. A presto. E questa è Radio 3 Scienza che finisce qui e siamo stati molto contenti. Ora voi potete continuare ad ascoltare Radio 3 ed ora è il momento del concerto del mattino. Come sempre, Rossella Panarese vi ringrazia e vi saluta.